esempio. Quindi intanto credo questo aspetto della grande novità nei repertori che vengono proposti, e che poi si registra nell'ascolto dei vari brani, perché c'è ovviamente l'omaggio a Bacchi Sulis, questo non può mancare, con alcuni testi riportati del poeta bandito. Ci sono brani che sono fortemente ispirati a questi panorami, alle montagne che circondano Arezzo, però Bacchi Sulis credo possa dimostrare di giocare carte importanti anche nel poter proporre un po' un repertorio più ampio di tutta la regione, ecco perché possono permettersi di cantare la Brunetta, possono permettersi di eseguire la Ninnora, però hanno anche questa grande capacità di riproporre, credo con una loro grande personalità, brani che ormai sono saccheggiati in vari contesti, da Sobatrio Pesardo a Dimonios, che ormai viene eseguito in tutte le salse. E c'è credo ancora l'aspetto nuovo di proporre dei temi che sono nuovi, che non sono magari propri della nostra realtà regionale. Faccio un riferimento specifico al brano che è dedicato ai sopravvissuti dello tsunami di qualche anno fa. Forse con questo stesso spirito, e mi avvio a concludere questo mio intervento perché non voglio tediare oltre la gente qui in piazza, ecco, credo con questo stesso spirito forse loro hanno voluto anche affrontare un brano che appartiene al repertorio dei cori alpini, anche particolarmente difficile da eseguire come è stato evidenziato. E il fatto stesso che l'autore di questo brano, Debbie De Marzi, abbia dichiarato nelle note del CD di essere rimasto particolarmente impressionato da quello che lui definisce il timbro sardo del coro, questo forse vuole significare che l'operazione di riproporre questo brano da parte di un coro sardo, questa operazione non era poi così spericolata e irrispettosa. Probabilmente da buoni montagnini anche i componenti del Bacchi Sulis e di Arezzo vogliono dimostrare di sapersi immergere anche in brani di repertori che sono ispirati da montagne magari diverse dalle loro, e questo lo fanno con umiltà, ma direi anche all'ascolto che avremo, forse credo anche stasera qui sul palco, con una ottima resa. Ecco perché mi sembra importante questo lavoro, questo progetto discografico dei Bacchi Sulis, è il quarto nella loro carriera, ma senz'altro segna qualche passo anche estremamente nuovo nel pur ampio panorama della nostra polifonia. Grazie. Meno male che non era esperto, però altrimenti chissà cosa ci avrebbe detto.